essere. A Padova finisce in tribunale la vicenda degli scontri di piazza del luglio scorso. Dopo 2 mesi di indagini hanno portato all'identificazione di 30 manifestanti che ora sono indagati. Sceglie il processo Emanuela Petrillo, l'infermiera accusata di non aver somministrato il vaccino a 9.000 pazienti tra Veneto e Friuli. Intanto nella Marca al via domani le vaccinazioni straordinarie per i bimbi non in regola con la legge. Eroina killer, un'altra vittima di overdose ieri sera a Mestre in città e sempre più allarme. 9 persone decedute in poche settimane. Polemica a Padova per la classe di una scuola elementare dell'Arcella composta solamente da alunni di origine straniera. La regione dispone ora l'invio di ispettori. I genitori di una 15enne trevigiana scoprono messaggi e foto hot scambiati con il cellulare tra la figlia e l'allenatore di nuoto. Denuncia in procura per il 40enne. Esce di strada e si schianta con l'auto ma non si fa trovare. All'arrivo dei soccorsi è successo nella notte a Paese, nel Trevigiano. La Polstrada cerca il conducente. Sport, basket, pochi giorni al via per il nuovo campionato. La Reyer è pronta a ripartire anche dal nuovo centro Paul di Liga. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione. Come avete sentito ricominciamo da quella serata di quest'estate in cui ci fu una guerriglia di fatto in strada a Padova. Ora c'è una svolta nelle indagini, è arrivata l'identificazione di 30 di quelli che la procura reputa i protagonisti di quegli scontri tra i manifestanti e sono del centro sociale Pedro. Era il 17 luglio quando in Piazza delle Erbe, nel cuore di Padova, la polizia si trovò a fronteggiare un corteo di autonomi che non accettavano l'idea che a pochi metri di distanza Forza Nuova avesse organizzato un presidio, poi trasformatosi per qualche minuto in un corteo non autorizzato. Ma non autorizzato era anche il corteo del Pedro, della DL Cobas, Razzismo Stop e altre associazioni che volevano impedire a tutti i costi a Forza Nuova di sfilare per lo Ius Soli. Partirono così le cariche del reparto Celere e soprattutto si infiammò la polemica che coinvolse il sindaco, il consigliere comunale Daniela Ruffini, presente alla manifestazione, e l'intera maggioranza. Ora gli scontri finiscono in procura. Nel registro degli indagati, infatti, sono stati iscritti 30 militanti del centro Pedro. Sono accusati a vario titolo di manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale. Durante gli scontri erano stati fermati 2 giovani e 5 poliziotti erano rimasti feriti. Per le indagini sono stati utilizzati anche filmati e fotografie utili per identificare i manifestanti poi denunciati dalle forze dell'ordine. Ora il caso dei finti vaccini, perché sceglie il processo Emanuela Petrillo, l'operatrice sanitaria accusata di non aver somministrato il siero a 9.000 pazienti tra Veneto e Friuli. Processo con rito abbreviato, la richiesta della difesa è chiara, nessun patteggiamento per Emanuela Petrillo, anche perché questa formula avrebbe significato accettare un risarcimento di quasi 2 milioni di euro alle strutture sanitarie che si sentono danneggiate dal suo operato. Il caso dei finti vaccini, dalla Marca trevigiana a Udine, la cui procura ha accorpato l'inchiesta. Forse ho fatto le iniezioni in modo sbagliato, magari per distrazione, può essere successo che in alcuni casi l'ago non sia andato in profondità raggiungendo il muscolo. Potrebbe essere per questa ragione che alcuni pazienti non hanno assorbito il vaccino, non saprei darmi un'altra spiegazione. È così che Emanuela Petrillo ha provato a rispondere alle contestazioni delle aziende sanitarie di Codroipo di Treviso, secondo cui l'assistente sanitaria trevigiana tra il 2009 e il 2015 avrebbe solo finto di vaccinare almeno 9.000 pazienti, moltissimi bambini. Il suo legale, l'avvocato Paolo Salandin, ha annunciato che chiederà il giudizio abbreviato, che in caso di condanna prevede uno sconto di pena fino a 1/3. La situazione psicofisica dell'assistente sanitaria è tale da non consentirle di reggere sotto il profilo nervoso un lungo processo, secondo l'avvocato, ma il patteggiamento è stato escluso. E sul capo dell'infermiera pende anche la volontà dell'US 2 di Treviso di sospenderla dal lavoro, di licenziarla il prima possibile, se ve ne sarà la possibilità. Un altro fronte di lotta per la giovane finita nell'occhio del ciclone.
E a proposito della nuova legge sui vaccini, da domani parte la vaccinazione straordinaria nella Marca, per esempio, per 400 bimbi. Giovedì poi ci sarà un incontro con i sindaci della Castellana, che è la zona che si conferma più Novax. Il primo gruppo che verrà valutato il giorno 21 sono circa a Treviso 180 bambini e circa altri 180-200 nelle altre due ex SULS, chiamiamo gli altri due distretti, cioè Asolo e Conegliano. Si inizia domani con le sedute straordinarie di vaccinazioni per regolarizzare, secondo la nuova legge nazionale, la posizione dei bimbi che non hanno ancora la totale copertura richiesta. Tempi che si annunciano strettissimi, con i sanitari chiamati agli straordinari per arrivare a fine anno con la quasi totalità dei piccoli vaccinati. Tutti quelli che vogliono vaccinarsi saranno vaccinati, sugli altri chiaramente poi scatterà il meccanismo di colloqui e dopo i colloqui, se servirà, e mi auguro di no, la sanzione amministrativa. Sanzioni che però, spiega il direttore generale, non scatteranno immediatamente per dar modo ai genitori di essere informati. Non saremo così puntuali nel richiamare i genitori, ma daremo la disponibilità nel tempo per fare i colloqui, per fare le vaccinazioni. E l'USL 2 punta proprio sul confronto e sul dialogo per ammorbidire le posizioni dei cosiddetti Novax, che trovano soprattutto nella zona della Castellana lo zoccolo duro. Pesa molto il fatto che ci siano dei medici e la realtà in particolare della Castellana, dell'Asolano, ne è un po' l'emblema, che sono stati contro i vaccini. Noi ci troveremo per esempio giovedì con i sindaci e con la scuola proprio in quell'area là, spiegare a loro, ai sindaci e a tutte le famiglie, e fare una comunicazione importante che vaccinare serve per salvaguardare i loro figli. Intanto arrivano gli ultimi numeri della FISM Veneto, aggiornati al pomeriggio di martedì. Su 230 scuole della Marca trevigiana, 148 quelle che hanno presentato i dati. Ebbene, su un totale di 11.874 bimbi da 0 a 6 anni, 80 quelli non accolti, pari allo 0,6%, 27 ritirati, 0,2%, e 38 quelli che al momento non si sono presentati, che corrispondono allo 0,3%. Si tratta di numeri molto bassi, commenta il presidente della FISM Veneto Cecchin. Era una prova difficile che possiamo dire di aver vinto grazie alla collaborazione tra famiglie e scuole. E poi il caso, lo ricorderete, ve l'abbiamo raccontato ieri, di una classe frequentata interamente da bimbi stranieri. Accade all'Arcella, quartiere più multietnico di Padova. Ora la Regione manda gli ispettori. Alla scuola elementare Rosmini di Padova arriveranno gli ispettori della Regione e scoppia la polemica sulla classe composta solamente da alunni di origine straniera in un quartiere, l'Arcella, dove la percentuale di non italiani supera il 30%. La classe di soli stranieri è un caso che non ha precedenti nel padovano e divide le opinioni anche a livello di enti pubblici, tra chi contesta e chi difende la scelta. Da un lato la Regione parla di provvedimento che nuocerebbe al processo di integrazione dei bambini, che così verrebbero isolati, dall'altra la dirigenza scolastica e il comune, che reputano sbagliata l'unica alternativa possibile, vale a dire il trasferimento di una parte degli alunni. La prima elementare è composta da 24 bambini nati tutti in Italia da genitori stranieri: Albania, Bangladesh, Cina, Marocco, Moldavia, Nigeria, Portogallo e Romania. Quasi tutti hanno frequentato l'asilo. E poi ieri sera il dramma che si è consumato a Mestre. Sarebbe questo giovane la nona vittima della cosiddetta eroina killer. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno, da Venezia è morto un altro giovane in città. Si tratta di un ragazzo di 27 anni originario dell'Est Europa e con tutta probabilità con un passato da tossicodipendente, e ora gli inquirenti sono al lavoro per cercare di stabilire se possa essersi trattato di un decesso dovuto proprio all'assunzione di droga. Se così fosse sarebbe l'ennesimo caso in pochi mesi. Come sappiamo si sta indagando negli ultimi mesi su questa eroina letale particolarmente diffusa soprattutto nella zona di Mestre. A lanciare l'allarme sono stati i genitori del 27enne, i sanitari intervenuti sul posto però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. E ad un primo esame esterno della salma, che si trovava nella camera da letto, non sarebbero comunque stati visti segni evidenti di assunzione di dosi o utilizzo di lacci o siringhe.
dunque gli inquirenti si stanno muovendo con molta cautela. Con ogni probabilità il magistrato di turno disporrà l'autopsia per poter chiarire fino in fondo le cause del decesso e in caso stabilire con esattezza anche le caratteristiche di questo stupefacente che potrebbe proprio essere questa eroina letale. Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo nell'appartamento in cui è morto il ragazzo al quarto piano di un condominio. Ricordiamo che questa tragedia arriva non poco distante da dove una 21enne, dopo aver assunto questa eroina, che è un'eroina tagliata in modo tale da creare un effetto 30 volte superiore a quella cosiddetta normale, e questa ragazza collassò per strada proprio davanti agli occhi del fidanzato. Per ora da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori da Venezia. Rischiava di annegare nel dramma tutto suo la quindicenne che con l'allenatore di nuoto pare scambiasse foto hot, ne aveva ricevute molte da lui. Si accorgono di tutto dopo più di un anno e mezzo i genitori. Mal di testa e nausee improvvise, la ricerca di ogni scusa pur di saltare le lezioni di nuoto, un calvario lungo quasi un anno che ha spinto i genitori perfino ad approfonditi esami clinici per capire le ragioni di quei malesseri. Niente, la ragazzina di 15 anni, trevigiana, è sana come un pesce, il male che la sta consumando è un altro, e i genitori lo scoprono spiando il cellulare dove scovano migliaia di fotografie scambiate con l'allenatore di nuoto, un veneziano quarantenne. Atti di autoerotismo dell'uomo, scatti di organi genitali maschili e della ragazzina nuda. Un diluvio di immagini che hanno scioccato papà e mamma, che hanno così compreso l'incubo in cui la figlia era sprofondata. Scambi di messaggi anche con un'amica, alla quale la quindicenne pare confidasse il timore di essere incinta. In una foto il coach mostrava anche l'esito negativo di un test di gravidanza, sorridendo. L'angoscia che potesse perfino aver consumato un rapporto perseguibile penalmente, anche se consenziente. File salvati ora in mano agli investigatori per il processo a carico dell'uomo. Tutto era iniziato con un SMS. Ti voglio bene, le scrisse l'allenatore. La quindicenne lo aveva anche confidato alla mamma. Non rispondere, vedrai che la smette, disse lei. Poi il calvario, ora l'uomo è stato denunciato. Invece nel Vicentino a Tiene una casa a luci rosse chiusa nelle ultime ore dopo alcuni episodi di violenza. Ci aggiorna Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Qualche giorno fa si era presentata allo sportello donna del comune di Tiene per denunciare un 24enne e il suo compagno, un connazionale colombiano, per presunti maltrattamenti. Proprio allo sportello donna tienese lei, 43 anni, era stata raggiunta dall'uomo che l'ha picchiata selvaggiamente per poi scappare. Lei era stata ospitata in un luogo protetto, dopo qualche giorno però aveva deciso di allontanarsi di propria volontà per ritornare nel suo appartamento di via San Rocco a Tiene, e allora sono partite le indagini. È emerso cosa? È emerso che il 24enne aveva già ricevuto nell'agosto 2017 dalla questura un ordine di allontanamento dal comune di Vicenza per una lite violenta che era scoppiata con un altro ragazzo. Non è tutto, il litigio, i continui alterchi tra i due, tra l'uomo e la donna, era avvenuto perché lui non accettava che lei si prostituisse. Già, perché proprio in quell'appartamento in via San Rocco dove era ritornata è emersa una vera e propria impresa pubblicizzata sui social con tanto di fotografie, recensioni nei siti specializzati alla voce MILF. Gli stessi vicini hanno riferito alla polizia locale un continuo andirivieni di uomini, e allora cosa hanno fatto? Gli agenti della polizia locale in abiti borghesi hanno fatto una serie di accertamenti, hanno documentato la frequenza di una serie di clienti da tutta la provincia di Vicenza, soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali, prestazioni che venivano pagate 80 euro. E allora, essendo il pericolo che la libera disponibilità dell'immobile potesse aggravare e protrarre le conseguenze del reato, l'appartamento è stato sottoposto al sequestro. Pare che la proprietaria non abbia alcuna responsabilità. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato dal Vicentino. Intanto un incidente ancora avvolto al mistero, quello avvenuto
La notte passata Postiamo di Paese, lungo la Feltrina, all'altezza dell'incrocio con Vicolo Castello Ronchi, una Ford Focus uscita di strada schiantandosi contro un muretto esterno e finendo poi la sua corsa in mezzo alla carreggiata. La vedete, il conducente, nonostante i danni alla vettura e probabilmente qualche ferita, è uscito dall'abitacolo ed è fuggito prima che sul posto giungessero ambulanza e vigili del fuoco di Treviso, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i luoghi. Sul posto la polizia stradale di Castelfranco Veneto, che sta rintracciando il proprietario del veicolo. Dopo gli scontri dell'anno scorso c'è preoccupazione in centro storico per la partita di Serie B tra Venezia e Parma. Polizia in allerta per il match di sabato tra Venezia e Parma. I tifosi gialloblu sono attesi in città qualche ora prima del calcio d'inizio delle 15. Lo scorso anno la stessa partita segnò un'esplosione di episodi di violenza in centro storico che portò al DASPO per 12 ultraveneziani per aver aggredito degli innocui supporter della squadra avversaria in Strada Nova in campo Santi Apostoli. La Digos sta dunque monitorando la situazione per cercare di prevenire possibili minacce di frange di tifo che fossero eventualmente intenzionate a mettere in atto una sorta di distorta vendetta. Ad allarmare i poliziotti alcune frasi violente comparse sui social network da parte di ultra-arancio-nero-verdi che invitavano gli avversari a starsene a casa o subirne le conseguenze, il tutto condito da epiteti irriportabili. Il soccorso alpino ha tratto in salvo una coppia di tedeschi, 33 anni lui, 23 lei, che si erano smarriti anche a causa della neve durante un'escursione con la mountain bike sul Monte Baldo nel Veronese. I due, diretti a cima a telegrafo e sorpresi dall'oscurità su un tratto innevato, non sono stati in grado di trovare il percorso da fare finendo lungo un itinerario sbagliato. Hanno quindi chiamato il 118 facendo scattare i soccorsi. Difficile, causa le condizioni meteo, l'individuazione nell'oscurità dei due, che ha richiesto l'invio di più squadre lungo i versanti della montagna. I giovani, grazie all'osservazione con binocolo, a un certo punto sono stati individuati, soccorsi e portati a valle. Per motivi precauzionali sono anche stati portati in ospedale. Ora a Padova, dove il sindaco Giordani chiede al governo 183 milioni di euro per tornare a fare nuovi lavori che potrebbero cambiare il volto della città e quindi 2 nuove linee del tram. Presentato al Ministero il progetto per la seconda linea del tram, ora emergono anche i dettagli sul percorso e per Padova sarà una rivoluzione. Per non attraversare il Parco Iris, soluzione che già in campagna elettorale il vice sindaco Lorenzoni aveva scartato sulla spinta di alcuni comitati di residenti, sarà cambiata la viabilità in via Facciolati e via Crescini, due arterie fondamentali, specie la prima, per l'ingresso e l'uscita della città nella zona est. Via Facciolati è ad alta intensità di traffico, conta decine di negozi ed esercizi commerciali e anche lì sarà da capire se saranno contenti gli esercenti. Nelle ore di punta si formano code infinite ed è lunga un paio di chilometri. Dovrebbe essere trasformata a senso unico per consentire il passaggio di auto e tram in due corsie separate. L'altra direzione di marcia verrebbe trasferita su via Crescini, strada parallela che verrebbe così gravata di un volume di traffico nettamente superiore all'attuale e caricata della rotaia per la direzione inversa del tram. I lavori potrebbero iniziare nel 2018 e durare circa 2 anni, con la possibilità di inserire anche una pista ciclabile degna di questo nome, visto che l'attuale, come abbondantemente documentato anche dai nostri servizi, è del tutto insufficiente. Un cambiamento globale, insomma, come lo ha definito il vice sindaco, che coinvolgerà tutta la zona est di Padova. Primo via libera in Consiglio regionale all'introduzione dell'istituto della fiducia, come in Parlamento così come in altre regioni, ma sarà battaglia tra 2 mesi quando questo provvedimento andrà in seconda lettura. Già è stata magari in questi giorni, ne abbiamo parlato ieri sera a 20:10. Noi abbiamo visto l'anno scorso con la riforma sanitaria che per le prime settimane non si è parlato assolutamente di migliorie, si è visto solo un ostruzionismo strumentale per bloccare la riforma e per rimandarla in commissione, perché la richiesta dell'opposizione è rimandare in commissione e quindi affossare quella che era la riforma. Poi nel momento in cui noi governiamo anche con una visione che non è solo per questa legislatura, ma diamo degli strumenti che possono essere utili anche per le future legislature. Sappiamo bene che questa maggioranza ha dimostrato nei 2 anni e mezzo fino adesso di essere granitica e di non andare mai sotto, però ci potrebbero essere anche delle maggioranze in futuro che dovranno ricorrere al voto di fiducia per mandare avanti i lavori del Consiglio. Lo Statuto è la nostra Costituzione a livello regionale, quindi voler blindare il dibattito anche su quello e farlo a colpi di maggioranza non è
assolutamente diverso da quello che ha cercato di fare Renzi qualche mese fa, solo che nemmeno lui può mettere, neanche il Parlamento può mettere la fiducia sulle modifiche della Costituzione. Qua si vuole mettere in futuro la fiducia anche sulle modifiche dello Statuto, cioè secondo me è una follia, cioè, lo Statuto, che ripeto è la nostra Carta Costituzionale, che è il patto tra noi cittadini del Veneto, dovrebbe essere fatto in accordo con la stragrande maggioranza delle persone. Così ieri sera, ci fermiamo per qualche istante e poi altre notizie. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione, una notizia, i video su internet che ha collezionato migliaia di visualizzazioni in poche ore. Il documento è di quelli che di certo non passano inosservati, perché in un primo momento quello che sembra apparire un video normale, una lite normale tra due studenti alla fermata del bus, si trasforma presto in una scena da favela sudamericana, con tanto di pistola puntata alla tempia della vittima. L'allarme è scattato nella mattinata di martedì alla stazione degli autobus di Porta Nuova, Verona. Il filmato è stato registrato da qualcuno che si trovava all'interno del mezzo pubblico in partenza. Si vede un giovane di origine straniera che prende a calci un altro ragazzo con lo zaino sulle spalle. L'aggressore ha una felpa nera e pantaloni scuri, si muove rapidamente come fosse allenato alla lotta. A un certo punto, mentre il poveretto si riprende, gli urla qualcosa, il giovane con la felpa scura torna indietro e estrae qualcosa dai pantaloni. La coppia è seminascosta da una colonna della fermata del bus, ma non ci vuole molto capire che cosa sia accaduto. L'aggressore pochi istanti dopo si allontana e viene immortalato con una pistola in mano. Ecco cosa aveva estratto. In un attimo la polizia si precipita sul luogo, ci sono anche le unità antiterrorismo. Il giovane viene bloccato in via Palladio e arrestato. La pistola è risultata poi un'arma giocattolo. Nella mattinata di mercoledì, quindi oggi, l'udienza di convalida in tribunale questo episodio a Verona, come avete sentito. Un esercito di lavoratori invisibili, precari, sono i tirocinanti dei tribunali che ora manifestano. Quello che dà più rabbia è che abbiamo a che fare col Ministero della Giustizia, che in teoria dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori, ma noi sono 7 anni che aspettiamo la manna dal cielo e siamo nella piena insicurezza su tutto. Senza di loro le cancellerie dei tribunali, già alle prese con carenze di organico del 30%, sarebbero al collasso. Persone come Vania, Daniele o Walter sono indispensabili, eppure invisibili, senza certezze e non solo. Li chiamano tirocinanti della giustizia. In Veneto sono 65, 15 nella Marca, uomini e donne ultra quarantenni e ultra cinquantenni che dopo aver perso il lavoro e senza prospettive hanno accettato di collaborare con il Ministero della Giustizia per fornire assistenza nei tribunali. Una figura che esiste dal 2010, 400 euro al mese per 40-50 ore di lavoro mensili, formati per poter lavorare ma ultra precari da 7 anni. Abbiamo un contratto a tempo che più precario di così non si poteva avere, quindi è iniziato il 1° marzo e cesserà il 30 novembre. Al momento, ma come le altre volte, non sappiamo che cosa c'è dopo. Come se non bastasse, i pagamenti degli ultimi 2 mesi non sono arrivati e c'è di più. Non abbiamo alcun contributo versato, quindi non c'è previdenza, non c'è cassa malattie, non c'è nulla, anche perché non è un contratto, si firma per accettare questa forma appunto di collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia. Un paradosso, ma tutto regolare, perché la forma prevista è quella di una borsa di studio, una situazione di stallo ormai intollerabile. Il paradosso è che siamo praticamente insostituibili, nel senso che stante la conclamata carenza di personale, ormai lo sanno anche i sassi, del tribunale, in specie trevigiano, praticamente mancando noi viene meno anche il servizio all'utenza, che non è solo professionale, è anche di privati che vengono qua per certificati, per qualsiasi altra cosa. Intanto la Giunta regionale del Veneto ha annunciato uno stanziamento di fondi europei per creare una squadra di 160 persone tra i disoccupati e i lavoratori in mobilità per aiutare i tribunali in futuro, ma è un progetto che dovrà essere attivato e non è detto riguardi i tirocinanti già attivi. Loro, gli invisibili, indispensabili. Non si riesce a trovare un altro lavoro perché alla nostra età non veniamo più presi e ci troviamo in questo limbo, chiamiamolo così.
Allora il cartello, lo dico d'antenna, ve lo ricordiamo, le vostre segnalazioni, cerchiamo insieme una soluzione ai problemi cui da soli non trovate soluzione. Redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, un sms, un whatsapp, le foto insomma di quelle eventuali segnalazioni al 351 1755 340. È pronto il video che dicevamo e vi abbiamo descritto poco fa da Verona. Vediamolo dunque, questa lite, sentiamo anche l'audio se c'è, la lite alla stazione del Corriere Bus Porta Nuova a Verona. Come vedete la lite tra i due che finiscono dietro una colonna, all'improvviso uno dei due tirerebbe fuori questa pistola, come si diceva, mentre tutto è stato ripreso a bordo di un mezzo. I due sembrano litigare, guardate, anche con estrema violenza, calci in faccia. Quando uno che si è reso protagonista forse delle mosse più violente si allontana, pare aver tirato fuori questa pistola. Come sapete poi si è precipitato sul posto la volante di polizia, come dicevamo poco fa, bloccato in via Palladio, arrestato. La pistola è risultata poi un'arma giocattolo. Oggi l'udienza di convalida. Questo video è diventato nelle ultime ore virale, soprattutto a Verona e non solo. Adesso invece lo sport con Paul Biliga a Venezia dopo l'esperienza in Eurobasket. Parliamo di Reyer. È stata una bella esperienza, 40 giorni, dove magari prima all'inizio eravamo una ventina, una trentina di ragazzi, quindi più o meno non si sapeva insomma chi faceva parte della squadra o no, però durante il percorso le cose sono un po' definite, ho avuto la mia occasione, ecco, e diciamo che l'ho sfruttata. Il nuovo centro oro Granata Paul Biliga, di rientro dall'esperienza in Eurobasket, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni dell'Umana Reyer. Ora non resta che pensare al campionato e amalgamarsi alla squadra. Immagino che nella situazione del genere ti devi un po' fidare di chi ha già svolto un lavoro per un mese e mezzo qua, sia lo staff che i giocatori. Avrò le orecchie ben aperte e capire cosa posso dare in questo momento qua alla squadra, che è la cosa più importante. Poi se sarà una mano grande, più o meno piccola, vedremo, ecco, durante la Supercoppa. È tutto per questa edizione, solo il tempo di ricordarvi quali sono gli ospiti, a cominciare da ore 13, tra poco, pochissimo, insieme a Pier Giorgio Paladin ci saranno Vendemiano Sartoro, presidente in Confartigianato Treviso, e il segretario della CGIL di Treviso Giacomo Vendrame. Questa sera 20:10, come sempre sui temi di attualità, con Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova, e Nicola Finco, che è consigliere regionale della Lega Nord. È tutto per questa nostra prima edizione, torniamo a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo insieme ad Alice Montagnier. Buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, tempo stabile sulle nostre regioni dove torna a splendere il sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile, anche se sono presenti nubi irregolari diffuse, possibili ancora addensamenti sulle aree orientali ma senza fenomeni degni di nota. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere comprese tra 17 e 22 gradi, minime tra 8 e 12 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo migliora con sole prevalente, da evidenziare soltanto una maggiore diffusa e parziale nuvolosità. Le temperature massime risultano essere in lieve aumento e saranno comprese tra 16 e 18 gradi, minime in calo tra 10 e 12 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, il tempo migliora anche qui con cieli ampiamente soleggiati. Temperature massime in aumento sui 21 gradi, minime sugli 8-9 gradi circa. Il mare sarà da quasi calmo a poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati settentrionali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci.